58esimo Gran Premio di Nascita, 18esimo trofeo Talino Talini alla memoria, il primo maggio classico a Monsummano Terme con la prova riservata alla categoria allievi. Vi dicevo, un appuntamento ormai fisso nel calendario, un appuntamento importante, infatti 58esima edizione del Gran Premio di Nascita, organizzazione firmata dalla Polisportiva Monsummanese. Vediamo le maglie, quella del campione provinciale Colonna già nel sfilare nelle fasi prima della partenza. Poi con le immagini andiamo alla cerimonia che si è svolta prima del via, che ha visto gli atleti della Polisportiva Mille Luci di Casalguidi consegnare questo ricordo, questo omaggio a chi è intitolata questa corsa, ovvero l'omaggio consegnato a Talino Talini e a Andreina Lubrani, vedova Talini. Vi dicevo, si corre anche il 18esimo trofeo Talino Talini, quindi prima del via gli organizzatori, in compagnia di una rappresentativa degli atleti della Polisportiva Mille Luci di Casalguidi, hanno voluto consegnare questo omaggio. Qui vediamo una delle formazioni extraregionali al via, vale a dire la Levante Euroterma, società ligure, che è presente quest'oggi al via con alcuni importanti atleti sicuramente di spicco. Da segnalare Luca Fragola al via quest'oggi con le maglie della Levante Eurotermo, ma non solo, perché sono tra cui anche Gabriele Giannelli al via in questa formazione, insomma alcuni degli atleti più attesi. Intanto, mentre con le immagini siamo alla misurazione dei rapporti, vi ricordo il contributo importante della ditta Oma Impianti, della Bartoli Packaging, poi dell'Alessio Carni, dei Fratelli Parlanti, della ICAD Adesivi. Questi sono alcuni dei principali partner della manifestazione, che vi ricordo è organizzata dalla Polisportiva Monsummanese. Lo scorso anno vi dicevo un albo d'oro importante. Nel 2009 il successo di Luca Cappelli, nel 2008 a vincere fu Andrea Canzonieri, nel 2007 la doppietta del gruppo sportivo Stabia con Simone Antonini davanti al compianto Anthony Orzani, nel 2006 a vincere fu Marco Ceglia, nel 2005 fu la volta di Tarabella. Questo è un po' l'ultimo albo d'oro degli ultimi anni, quindi vincitori importanti in questa Gran Premio Rinascita, 58esima edizione. Il pubblico alla partenza, sempre quello delle grandi occasioni, qui davvero terra di ciclismo a Monsummano Terme. È ormai tutto pronto per il via, per gli atleti che stanno per prendere il via. 83 gli atleti iscritti a questa prova, che vi dicevo è valida anche per la challenge Piero Frosini, quindi un importante appuntamento in terra della provincia di Pistoia. Il percorso prevede 2 ascese verso il Gran Premio della Montagna posto a Vico, quindi 2 ascese da Montecatini Terme verso Vico, una salita non particolarmente impegnativa, ma che per questi atleti rappresenta sicuramente un punto di svolta in questa gara, che misura complessivamente 62 km. Prime fasi di corsa quindi con gli atleti che muovono dal centro di Monsummano Terme. Li vediamo adesso inquadrati, gli atleti del progetto giovani di Carube, poi ancora le maglie del gruppo sportivo e per finish sulla testa. Insomma, una bella partecipazione davvero da parte degli organizzatori della Polisportiva di Monsummano Terme. Come vedete, il colpo d'occhio è davvero bello su tutti i partecipanti a questa manifestazione. Una manifestazione che, come vi dicevo, è inserita nella challenge Piero Frosini, che raggruppa le più importanti corse a livello della provincia di Pistoia, e che quindi assegnerà anche in questo caso i punti proprio validi per questa challenge. Lasciamo sfilare tutto il gruppo dei partecipanti in questa corsa. Insomma, davvero una bella partecipazione. Li vediamo anche Becagli, che è il leader della challenge a questo punto. Poi salutiamo anche Massimo Capocchi, che cura il servizio di radioinformazione in corsa. E poi con le immagini siamo adesso all'11esimo chilometro di gara. Il gruppo compatto, sulla testa vediamo con il numero 43 Francesco Nannelli, poi gli dà il cambio Jonathan Argentieri. Attenzione, perché si è sganciato un terzetto. Insomma, un'azione subito importante, cioè allunghi già nelle prime fasi di corsa. Adesso per il gruppo
torna compatto. Insomma, ci stiamo davvero impuntando in questa gara, andatura subito elevata, in quanto vi dicevo sono presenti alcuni dei più importanti atleti a livello regionale e non sono. Il gruppo sportivo Ciclica Rube apre le iscrizioni, seguito dal gruppo sportivo Perfinish, poi l'associazione sportiva Monte Pisano, l'Unione Ciclistica Mamma e Papà Fanini, la Polisportiva Mille Luci, la Ciclistica Mobilieri, il Velo Club Empoli, Banca Credito Cooperativo, la Ciclistica Cecina, il team Valdinievole, il gruppo sportivo Pozzarello, la società ciclistica Terranova, l'Unione Ciclistica Coltano Grube, la SD Free Photobike, il gruppo sportivo Levante Eurotermo e il gruppo sportivo Borgonuovo Miglior. Queste le formazioni al via. Siamo già nella prima ripetizione verso la salita verso Vico. Adesso vediamo sulla testa della corsa Giacomo Grandi della Levante Eurotermo, alla sua ruota vediamo Federico Rossi del gruppo sportivo Iperfinish, poi maglie del Monte Pisano, andatura subito elevata quindi nelle prime fasi di corsa di questa 58esima edizione del Gran Premio Rinascita, seconda prova della Challenge Piero Frosini, 18esimo trofeo Talino Talini, 13esimo trofeo Andreina Lubrani Vedova Talini, e organizzazione che vi dicevo è firmata dalla Polisportiva Monsulmanese con il patrocinio del comune di Monsulmano Terme in collaborazione con il Velo Club Monsulmanese. La direzione di corsa affidata a Gerardo Zampino, il vice è Giovanni Viscusi. Queste sono alcune dei service che operano in questa edizione, la 58esima del Gran Premio Rinascita, con la partenza sempre spettacolare, partenza d'arrivo davvero di grande stile dalla Piazza Giusti a Monsulmano Terme. Al passaggio dal Gran Premio della Montagna di Vico, tutti insieme i corridori al via, qualcuno perde contatto, ma possiamo dire che il gruppo per il momento sta viaggiando compatto. Massimo Capocchi va a chiudere i passaggi qui proprio dal Gran Premio della Montagna. Questi atleti invece hanno perso leggermente contatto. Adesso con le immagini, dopo 25 km di corsa, abbiamo un tandem al comando Gabriele Bonechi della Polisportiva Mille Luci, insieme a lui con il numero 71 Emanuele Murtas, atleta invece che viene dalla Sardegna e che milita nella Coltano Grube, ovviamente affiliazione sarda per questa società, che invece ha la sede in provincia di Pisa, proprio a Coltano. 100 metri di vantaggio per loro. Adesso però con le immagini siamo passati al 35esimo chilometro. Al comando abbiamo Josan Jefferson, insieme a lui il leader della Challenge Piero Frosini, vale a dire Leonardo Becagli della Borgonuovo Miglior. Quindi un'azione importante in quanto si muove la maglia di leader della Challenge Piero Frosini, challenge importante, challenge di prestigio che è davvero molto ambita da tutte le formazioni, da tutti gli atleti al via quest'oggi. Vediamo proprio Leonardo Becagli, dorsale di gara numero 83, hanno un bel vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. Adesso andremo a fare un po' il punto della situazione alle loro spalle. Questo è proprio Becagli con la maglia di leader della Challenge Piero Frosini, lui che milita nella Borgonuovo Miglior, che ha schiera al via anche Leonard Lisi, atleta anche lui molto atteso quest'anno nella categoria allievi. L'accordo perfetto tra i due uomini al comando, cambi regolari sulla testa della corsa, nessuno per il momento prova a fare il furbo e quindi iniziano subito a guadagnare nei confronti del plotone, che adesso insegue a 30 secondi e segnalati i più immediati inseguitori. Adesso andremo a fare una panoramica su cosa succede alle spalle dei due uomini al comando, che vi ricordo sono Jason Jefferson e Leonardo Becagli. La formazione sono quelle della Borgonuovo Miglior per Becagli, per Jefferson invece dell'AS Monte Pisano. Passaggio qui da Piazza Giusti, sotto l'arrivo davvero splendido l'epilogo di questa corsa, in una piazza che è sicuramente centrale per quanto riguarda Monsulmano Terme, e quindi il pubblico sarà sempre quello delle grandi occasioni, così come succede ormai sempre qui alla Coppa Rinascita a Monsulmano Terme. Lasciamo sfilare i due uomini al comando, aspettiamo i più immediati inseguitori. C'è un drappello forte di una trentina di unità all'inseguimento, anticipato da un atleta in casacca gruppo sportivo Pozzarello. Il ritardo di questi uomini è di 30 secondi. 30 secondi di ritardo per questi atleti con le maglie del gruppo sportivo Iperfinish a fare l'andatura. Adesso andremo a vedere cosa succede anche alle loro spalle per fare una panoramica completa su ciò che sta succedendo in corsa.
Questi atleti invece hanno un ritardo di 50 secondi dalla testa della corsa, formata, come vi ricordo, da Jason Jefferson e Leonardo Becagli, che indossa anche la maglia di leader della challenge, Piero Frosini. Con le immagini passiamo adesso al 44esimo chilometro di gara. Troviamo all'attacco un atleta del gruppo sportivo Levante Eurotermo, vale a dire Luca Raggio, dorsale di gara numero 75. Splendida la sua azione in questo tratto di pianura. Ci stiamo portando verso la seconda ripetizione del Gran Premio della Montagna verso Vico. Vedete ancora l'azione davvero composta dell'atleta ligure della Levante Eurotermo, società che lo scorso anno organizzò i campionati italiani giovanili a Chiavari, che viene spesso in Toscana per cercare il confronto proprio con le formazioni toscane, spesso cogliendo anche ottimi risultati. Da sottolineare sempre l'impegno del team manager di questa formazione, Andrea Levaggi, che è sicuramente uno dei personaggi di spicco del ciclismo ligure e non solo. Il gruppo che vediamo adesso inquadrato è a 30 secondi di ritardo, ma come vedete il plotone per il momento non sembra rispondere all'attacco del solitario atleta Luca Raggio della Levante Eurotermo, e che quindi adesso inizia ad incrementare il proprio margine. Attenzione adesso ad un attacco, è Francesco Pini del gruppo sportivo Iperfinish, numero di gara 11 per lui, che prova ad allungare sulla testa del gruppo per cercare di dare un po' di stimolo all'inseguimento del corridore in casacca Levante Eurotermo, che per il momento si trova solitario al comando. Con le immagini siamo all'inizio della seconda ed ultima ripetizione della salita verso Vico. Ancora al comando, l'avevamo sottolineato che la sua azione era davvero ottima, di Luca Raggio, casacca della Levante Eurotermo, adesso inquadrato dalle nostre telecamere. Società ligure, una delle società extraregionali presenti quest'oggi. Oltre a questa abbiamo la Terranova, che viene dalla Sardegna, l'atleta della Coltano Grube, vale a dire Murtas, anche lui dalla Sardegna. Poi Filippo Rocchetti, che invece viene dalle Marche, crossista di lungo corso, il corridore della Free Photo Bike. Queste le formazioni che vengono da fuori regione. Inquadrato dalle nostre telecamere, dorsale di gara numero 75, è un po' il grande protagonista di questa fase centrale di corsa, vale a dire Luca Raggio, quando abbiamo percorso 48 km di questa gara che ne misura 62. Quindi come vedete il gruppo per il momento sta un po' dormendo. Adesso un attacco di un atleta in casacca polisportiva Mille Luci di Casalguidi, si tratta del dorsale numero 26, vale a dire Leonardo Vezzi, però il gruppo chiude subito su di lui. Adesso il gruppo sembra un po' lanciato all'inseguimento, anche se come vedete non trova collaborazione l'atleta della polisportiva Mille Luci. Vedremo se qualcuno proverà ad uscire dal plotone in questo tratto in salita. È un atleta in casacca Montepisano che ci prova in questo momento, dorsale di gara numero 18 per lui, Andrea Di Marco, che allunga leggermente nei confronti del gruppo che però accusa un ritardo di 35 secondi nei confronti del fuggitivo solitario al comando, vale a dire Luca Raggio del gruppo sportivo Levante Eurotermo. Come vedete il gruppo procede a scatti, non c'è un accordo adesso però l'attacco del corridore albanese del gruppo sportivo Borgo Nuovo Emilia, vale a dire Leonard Lisi, che guadagna qualche metro nei confronti del gruppo. 20 metri di vantaggio per Leonard Lisi, che prende davvero con un'ottima velocità questo tratto in salita. Adesso sta salendo con una discreta andatura il corridore guidato in ammiraglia da Andrea Bardelli. Presente quest'oggi anche Leonardo Becagli, lo abbiamo visto in precedenza, della stessa formazione, vale a dire la Borgo Nuovo Miglior, che indossa la maglia di leader della challenge Piero Frosini, dopo la prima prova che si è svolta nella Coppa Martiri della Libertà a Montale. Leonard Lisi in salita è sicuramente uno degli atleti di spicco nel panorama ciclistico toscano, guadagna una cinquantina di metri nei confronti dei più immediati inseguitori e si riporta, attenzione, su Luca Raggio. Quindi si forma una coppia al comando sulla testa della corsa, che quindi ripreso Luca Raggio e quindi da Leonard Lisi e Luca Raggio al comando, ma il gruppo a questo punto si avvicina. Vediamo anche Emanuele Murtas nelle primissime posizioni. Vedremo come si svolgerà questo ultimo tratto di salita. Ecco qua l'atleta con il dorsale numero 71 è proprio Emanuele Murtas, che sta guidando l'inseguimento del gruppo sui due atleti al comando, e proprio in questo momento abbiamo visto che Murtas si riporta con sé tutto il plotone
sulla testa della corsa. Vediamo anche Colonna nelle primissime posizioni, l'atleta che milita nel gruppo sportivo Pozzarello, vale a dire Yuri Colonna, con la maglia di campione provinciale conquistata nella gara di Vergine dei Pini, che si è svolta pochi giorni fa. Era il 17 di aprile quando questo atleta conquistò la maglia di leader, la maglia di campione provinciale della provincia di Pistoia. Tratto in salita, una volta ripresi gli attaccanti, il gruppo rallenta un po' e come vedete si forma un drappello forte di una quindicina di unità sulla testa della corsa, quindi un'azione a questo punto importante di questi uomini che sono rimasti i migliori atleti in corsa. In salita, nell'ultimo tratto davvero del Gran Premio della Montagna, a fare l'andatura con il dorsale di gara numero 52 Federico Cavallini del team Valdinievole, spreme tutte le energie per cercare di selezionare il più possibile il gruppo. Alle sue spalle Yuri Colonna, ma rimonta ancora Leonard Lisi. Infatti Colonna sceglie la ruota del corridore albanese del gruppo sportivo Borgonovo Miglior, un po' in difficoltà adesso Federico Cavallini, che ha perso qualche posizione. L'andatura di Lisi è davvero importante in questi ultimi metri della salita verso Vico. Guardate davvero l'ottimo passo del corridore della Borgonovo Miglior, che sta selezionando notevolmente il gruppo, nonostante queste salite e queste pendenze non siano particolarmente proibitive. Inizia la discesa adesso e con le immagini siamo tornati in pianura. In pianura si forma un drappello forte di una decina di unità e davanti troviamo Filippo Rocchetti, numero 72, Gabriele Bonecchi, numero 24, con l'82 Leonard Lisi, con il 40 Francesco Lorenzini, poi Luca Zullo, Luca Fragola, Francesco Mancini, Yuri Colonna, Federico Cavallini, Emanuele Murtas e Emanuele Scardigli. Qui vediamo con il 77 Luca Fragola, atleta ligure, uno dei più forti atleti anche a livello nazionale, presente quest'oggi qui a Monsummano Terme nella 58esima edizione del Gran Premio Rinascita, 18esimo trofeo Talino Talini alla memoria, 13esimo trofeo Anderina Lubrani Vedova Talini alla memoria. A fare l'andatura passa adesso Filippo Rocchetti, atleta marchigiano, è solo alla partenza di questa corsa, lui che milita nella Free Photo Bike, atleta che d'inverno si dedica al ciclocross, quindi per lui anche un'attività invernale importante. Per questo atleta 5 km al traguardo in questo momento e provano ad evadere in due, e sono due degli atleti più attesi proprio alla partenza, vale a dire con il numero 72 Filippo Rocchetti, atleta marchigiano, insieme a lui con il 77 Luca Fragola, invece che viene dalla Liguria. Le maglie sono quelle per Rocchetti della Free Photo Bike, e per quanto riguarda Luca Fragola invece indossa la casacca della Levante Eurotermo. Due formazioni quindi attese, Rocchetti da solo in squadra, nonostante tutto è lì davanti a giocarsi il successo. Luca Fragola invece lo avevamo segnalato già nelle prime fasi di corsa come uno degli atleti più attesi, insieme a lui ovviamente una delle formazioni più attese, quella della Levante Eurotermo, gruppo che però è lì vicinissimo, 8 secondi, quindi ancora davvero importante questa azione, perché siamo a 5 km dal traguardo, ma il gruppo, o perlomeno ciò che resta, infatti sono 8-9 unità che stanno guidando l'inseguimento, possiamo dire che è ancora in gioco, perché 8 secondi sono davvero poco e in questi ultimi chilometri può succedere ancora di tutto. Nelle retrovie del gruppo sicuramente da segnalare la presenza di Cavallini e Colonna. Murtas anche, sono questi gli atleti più veloci, infatti è proprio Colonna che si incarica dell'inseguimento. 8 secondi di ritardo per il gruppetto che vediamo adesso inquadrato. Colonna, campione provinciale della provincia di Pistoia, è uno degli atleti più veloci. Poi vediamo adesso con il numero 35 di gara Francesco Mancini, vincitore quest'anno della Coppa, Giuseppe Cei, ancora altri atleti che stanno guidando l'inseguimento, ma attivissimo sulla testa, lo dobbiamo dire, Yuri Colonna, che non vuole farsi scappare l'occasione di ben figurare in questa prova, che per lui è davvero di casa, in quanto risiede davvero a pochi chilometri qui da Monsummano Terme, e lui, atleta particolarmente veloce, può ben figurare in caso di un arrivo di un gruppetto di una decina di unità. In ultima ruota, come spesso accade, abbiamo visto Federico Cavallini, lui che sa sfruttare al massimo le sue ottime doti veloci, lui che riesce al massimo ad ottimizzare il dispendio di energie. In questo caso si sta mantenendo in ultima ruota Sornione in attesa di un epilogo. 2 km dal traguardo per la coppia al comando formata da Filippo Rocchetti e Luca Fragola, che hanno portato a 12 secondi il vantaggio nei confronti del gruppo
quindi diventa ancora incerta la situazione, in quanto in questi ultimi 2000 metri i due atleti al comando non devono davvero permettersi di lasciare spazio ad un rientro del gruppo, quindi dovranno tirare a tutta fin sotto il traguardo, non potranno perdere del tempo per studiarsi, perché non ce n'è di tempo. Infatti il gruppo è segnalato lì a 12 secondi, non lascia davvero spazio a niente il plotone. Ci voltiamo con la nostra telecamera, vediamo gli atleti del gruppo che fanno capolino in fondo al rettilineo finale. Ormai stiamo per entrare in Monsummano Terme, a fare l'andatura è Luca Fragola in questo momento, ma noi andiamo sul traguardo in attesa della conclusione di questo 58esimo Gran Premio Rinascita. È lanciato lo sprint, è la maglia del marchigiano Filippo Rocchetti davanti, che sembra andare a vincere, ed è così. Filippo Rocchetti, team Photobike a vincere davanti a Luca Fragola della Levante Eurotermo. Aspettiamo adesso la volata del gruppo, una decina di secondi di ritardo per questi atleti. Lanciato adesso lo sprint, lunghissima la volata che vede premiare Emanuele Scardigli del Iperfinish davanti a Gabriele Bonecchi della Polisportiva Mille Luci, poi Luca Zullo, Francesco Lorenzini, Federico Cavallini, Emanuele Murtas, Leonard Lisi e Francesco Mancini. Questo l'epilogo del 58esimo Gran Premio Rinascita, 18esimo trofeo Talino Talini alla memoria, 13esimo trofeo Andreina Lubrani. L'organizzazione era a cura della Polisportiva di Monsummano Terme. Questi sono altri atleti che arrivano sotto il traguardo. La bella vittoria di Filippo Rocchetti davanti a Luca Fragola e Emanuele Scardigli. Le interviste realizzate dal collega Vitaliano Innocenti. Emanuele Scardigli, terzo classificato in questa importante manifestazione qui di Monsummano. Emanuele, sono andati via quei due davanti e non c'è stato niente da fare. No, ci hanno preso di sorpresa, io non ce l'ho fatta avere lo spunto ad andargli dietro e ho cercato di risparmiarmi il più possibile per arrivare terzo nella volata e ce l'ho fatta. Dunque un terzo posto che ti accontenta? Sì, è il primo piazzamento tra i primi 5, ne ho fatti tanti tra i primi 10, ma questo è il primo tra i primi 5, sono contento. Luca Fragola, allora Luca, siete arrivati in due, forse lo temevi un po' in volata, era più veloce Rocchetti? Ma non è che lo temevo, è che solo ho fatto un bello scatto ai 5 km dall'arrivo, visto che nessuno veniva dietro, poi dopo un chilometro mi sono girato indietro, visto che c'era Rocchetti che mi era attaccata a ruota, allora gli ho detto che potevamo andare via, poi in volata mi ha un po' anticipato e non ce l'ho fatta subito a sorpassarlo. Insomma un secondo posto che ti sta un po' stretto, però sei abbastanza soddisfatto? Sì, sono abbastanza soddisfatto, voglio ringraziare la mia squadra che ha fatto un ottimo lavoro anche nei giri bassi, anche su per la salita, il mio direttore sportivo e tutta la mia squadra, il GS Levante Eurotermo. Siamo con il vincitore Filippo Rocchetti, un secondo posto domenica, però oggi hai centrato l'obiettivo in una gara importante come questo Gran Premio Rinascita qui a Monsummano. Sì, domenica un altro secondo posto, è stato il secondo posto, dopo anche un terzo posto. Oggi volevo la vittoria a tutti i costi, vedevo che la gamba cresceva ogni gara di più e oggi è arrivata. Senti Filippo, quando sei rientrato su Luca Fragola, eri già sicuro di vincere, sei più veloce? No, sicuro fino a quando non sia passata la linea del traguardo non sia mai, però sapevo che stavo bene, me la potevo battere tranquillamente e alla fine l'ho spuntata. Una dedica particolare? La dedico soprattutto alla mia famiglia, ma ancora di più in particolare a mio padre che mi sta sempre dietro durante l'allenamento e alle corse soprattutto. Giordano Cecchi, presidente della Polisportiva Monsummanese, che ha dato la regia a questa gara qui di Monsummano come ogni anno, però quest'anno Giordano con la collaborazione di Marco Bettaccini, presidente del Velo Club Monsummanese. Sì, quest'anno si è fatto un abbinamento per organizzare, perché lui ha un monte di ragazzi a disposizione per fare una bella corsa. E lo ringrazio particolarmente lui e tutto il suo gruppo, no? Per aver fatto questa gara perfetta, via. Naturalmente un appuntamento lo diamo al prossimo anno, Giordano? Ma penso di sì, anche se siamo sempre in meno per organizzarla, però
spero di arrivare al minimo a 60 anni, siamo al 58esimo, al 60esimo. Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor. Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor, al comune, alle guardie, ai vigili della Pieve, tutti, via. La corsa è andata tutto bene, penso che non ci sia stato incidenti gravi, so che qualcuno è cascato, però non niente di grave. La Polisportiva ringrazia tutti, i collaboratori e tutto questo grande pubblico che c'è. Siamo con i due dei fratelli Talini, perché poi Dino e Grazia naturalmente non ci sono, c'è Alfredo, un ex corridore che non se lo ricorda, e poi anche Marco, che ha fatto anche lui, è stato un ex corridore, che hanno offerto appunto il trofeo del papà Talino Talini e della mamma Andrina Lubrani, vedova Talini. Marco, scusa, Alfredo, tantissimo pubblico, una grande soddisfazione, diciamo così, aiutare una società che ricorda il papà e la mamma, ma quando si vede tanti corridori e tanta gente così è soddisfazione. La cosa più importante che è questa, ricordare sempre quello che è dietro, poi quello che verrà domani non si sa. La cosa più importante è quello che si è visto oggi e pensiamo che il prossimo anno sia ancora migliore. Bene, sentiamo un po' Marco. Marco che ha un po' più dimestichezza col microfono. Allora Marco, come ho detto avete offerto questi trofei ormai da 18 anni con il babbo, con 13 con la mamma, dunque collaborate sempre con la Polisportiva Monsummanese, grossa soddisfazione. Sì, il nostro impegno, come potete vedere anche voi sportivi, e naturalmente ringrazio tutti gli sportivi monsummanesi, è sempre il massimo. Si spera sempre che questa gara è sempre più importante, 58esimo trofeo Rinascita, quindi dovrebbe essere una gara nazionale, diciamo, per l'importanza che ha. Noi il nostro impegno che facciamo, il massimo è per ricordare i nostri genitori e naturalmente l'impegno lo mettiamo il più possibile. Vince sempre un corridore importante, come oggi un corridore extraregionale. Si vorrebbe che ci fosse più corridori, però la nostra cosa più importante è, diciamo, onorare i nostri genitori.